va? Come la va? Benone, ho avuto una piccola discussione con mia moglie. Per farla finita sono uscito ed eccomi qua. Una piccola discussione? E su che cosa? Mia moglie, da quando ha saputo che tu fai la ginnastica tutte le mattine, vorrebbe che la facessi anch'io. Dice che la ginnastica rinforza. Beh, è giusto. Sì, rinforza, la ginnastica stanca. No, la ginnastica rinforza. Senti qua i miei muscoli, senti? Cosa vorresti dire? Che tu sei più forte di me? Certamente. Ma lo sai che io con una mano sola ti stritolo come un sacchetto di grissini? Boom! Cosa vorresti dire con quel boom? Vuol dire che ti sfido al braccio di ferro. Ci sto. Ecco. Guarda che io sono mancino. Sono mancino anch'io, pari siamo. Sei pronto? Via. Un momento, non ero pronto. Pronto? Un momento, chiudete quella porta, c'è uno spiffero. Via! Vai! Ma hai fatto battere le nocche sul tavolo, ma che modi! E poi senti, non siamo in condizioni di parità, perché tu sei tracagnotto. Cosa hai detto? Sì, sei tracagnotto e bassotto. Ma sei bello tu, spilungone! Ti sfido al dito d'acciaio! Ci stai? Ci sto. Avanti. Com'è? Questo. Sì. Ecco qui. Pronto? No, un momento, cosa si fa? Dunque, guarda, io giro la mano in un verso, tu nell'altro. Vince chi torce di più. Pronto? Via! Smettila! Smettila tu! Ma hai quasi staccato un dito! E tu no? Forse il fresco gli fa bene, mi scusi, eh? Ma si può essere più sciocchi di così? Uscire di casa, venire fino a qua per farsi torcere un dito? È la vendetta delle nostre mogli. Infatti ci fa male proprio il dito della fede. Però il più forte sono io. Accidenti, mi sono macchiato la camicia. E adesso come faccio? Basta lavarla. Lavarla è una parola. È proprio una parola sola. Quale? Olà! Olà è straordinario, fa il bucato bianco, bianchissimo. E ora c'è una bella notizia per lei, signora. Olà è ribassato, proprio così, non più 150 lire. Ora una scatola di Olà costa solo 130 lire. Solo 130 lire per una scatola di Olà, il famoso Olà che fa il bucato bianco, bianchissimo.